Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, è veloce Explosive La Torre che prova a prendere l'iniziativa nei confronti di Eldorado Spritz, all'esterno Nora Trans, in corda Elodie che precede Vanti Spritz che è partito bene dal secondo nastro, poi Eclissi BFC si è avviato con molta circospezione Eastwood B. 200 metri iniziali in 15,2 per la battistrada Explosive La Torre che viene al passaggio davanti alle tribune in vantaggio nei confronti di Eldorado Spritz, poi Elodie, quindi ancora Nora Trans che si è sistemata quarta davanti a Devanti Spritz, poi Eclissi BFC ed Eastwood B. Fila indiana, dopo un quarto andato in 37 si va sulla curva di destra. Explosive La Torre guida su Eldorado Spritz, Elodie e Vanti Spritz si scopre, va accanto a Nora Trans R, va a fare la seconda pariglia subito Eclissi BFC, poi in coda Eastwood B. Sulla retta opposta alle tribune avanza allo scoperto Vanti Spritz che cerca di portarsi sulla testa della corsa. Secondo in corda è sempre Eldorado Spritz che segue le mosse di Explosive La Torre, poi Elodie. La pariglia per Eclissi BFC, poi Nora Trans R e quindi Eastwood B. Metà gara passata in 1.17.8, di tutto comodo per battistrada Explosive La Torre, alla che rimane su due primi consecutivi. Si mantiene in evidenza Vanti Spritz è all'esterno, in corda c'è Eldorado Spritz, poi Elodie ed Eclissi BFC, ancora Nora Trans R e Eastwood B. 14,4 davanti alle tribune, segno che la battistrada inizia ad accelerare per provare a mettere in difficoltà Vanti Spritz che è all'esterno. In corda rimane Eldorado Spritz, poi Eclissi BFC ed Elodie. Curva ancora in 14,6, Explosive La Torre in vantaggio nei confronti di Eldorado Spritz in corda e di Vanti Spritz al largo. Poi Eclissi BFC ed Elodie, il miglio di gara passato in 2,1,1. Un'altra frazione in 14,3, accelera in progressione Explosive La Torre all'esterno e Vanti Spritz, ora fa fatica, in corda c'è sempre Eldorado Spritz avanti a Elodie, Eclissi che prova a venire in terza corsia, la retta arrivo per Explosive La Torre che è in vantaggio nei confronti di Eldorado Spritz, Elodie ed Eclissi BFC, Explosive La Torre in vantaggio, avvicinata da Eldorado Spritz nel finale, vince Explosive La Torre nei confronti di Eldorado Spritz ed Elodie. 29,2 ad arrivare, 1,15,8 il doppio chilometro, terzo successo consecutivo per Explosive La Torre, Luca Lovera per il training di Marino Lovera, colori del signor Graziano Zavattini. Terza a seguire per la figlia di Nesta F in percorso di testa, trova davvero terreno fertile in questi handicap con i nastri, sveltissima nella giravolta e poi tutto facile per gestire il percorso d'avanguardia, corre bene al secondo Eldorado Spritz, al terzo Elodie.